Una serata da incubo, quella vissuta dalla ventenne di Mogliano aggredito e palpeggiata da un albanese di 28 anni. I due si conoscevano di vista. La ragazza stava rientrando in bicicletta dopo una serata trascorsa con gli amici. Arrivata al parcheggio di via Montecimone, nei pressi del sottopasso ferroviario, ha incontrato il suo aggressore. Lui l'ha riconosciuta e fermata, poi è iniziata la brutale violenza. Ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. La ragazza, impaurita, ha gridato, ha chiesto aiuto. In quel momento stava transitando nella zona una squadra dei vigili del fuoco di Venezia Mestre. Il disperato tentativo della giovane di attirare l'attenzione agitando le braccia non è passato inosservato ai pompieri, che hanno girato il mezzo e sono tornati indietro. La ventenne sotto shock è stata salvata, mentre l'aggressore, che ha tentato la fuga, è stato fermato e consegnato ai carabinieri, che nel frattempo erano stati allertati. Il ventottenne è già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e furti. Ora si trova in carcere in attesa di comparire di fronte al giudice per l'udienza di convalida del fermo. Nelle scorse ore sono state acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza e saranno visionate dagli investigatori. Su questo grave episodio continuano gli accertamenti e le indagini da parte dei carabinieri. Il tema della violenza sulle donne è un tema sempre più attuale, spiega il sindaco di Mogliano. Sul territorio purtroppo queste cose, le violenze, la violenza contro le donne accade sempre più spesso. Come amministrazione stiamo lavorando su questo, stiamo sensibilizzando. A breve, tra l'altro, nella nostra stazione dei Carabinieri verrà creata una stanza, la stanza tutta per sé, in collaborazione appunto con il comando provinciale, dove le donne potranno denunciare questi fatti.